Allora, aprirei proprio con Elio De Anna. Elio De Anna, quello che sta succedendo nel nostro nord-est in termini sanitari, ma anche questi no global. Ma guardi, in termini sanitari io credo che la problematica si possa riassumere in tre fondamentali concetti. Cresce la qualità della vita, si allunga la vita media dei cittadini, la domanda di sanità e anche di assistenza si accompagna a una maggior longevità. Da qui si tratta di fare un ragionamento che è politico in primis per tarare quella che può essere l'offerta data di sanità. Offerta in che senso? Oggi io credo che i 100 km, i 150 km, quando guardiamo ai centri di eccellenza, siano meno importanti rispetto a un passato quando una sanità era diffusa nel territorio anche con ospedali relativamente piccoli per essere più vicino al cittadino. Oggi io credo che la qualità dell'offerta debba guardare ad un'offerta che si identifica in un centro di eccellenza. Intendo dire che un cittadino che si rivolge ad un'azienda ospedaliera per ricevere sanità in seguito a bisogni acuti di sanità stessa deve avere la certezza che in quel centro viene erogato un servizio che è identico a distanza di 200 km oppure può trovare lo stesso servizio in altri. Assessore, sì. Ne parlavo con vari direttori generali, per esempio tutto quello del San Donatese, che vanno a Pordenone perché si trovano meglio. Tanti abitanti di San Donà di Conegliano vanno a farsi curare nel vicino Friuli Venezia Giulia. Insomma, per chiudere, perché? Sì, perché Assessore, sì. vanno a curarsi? Insomma, perché lei dice che in 100-150 km c'è una mobilità, fra ecco, come vanno... Perché è aumentata anche la capacità dello spostamento, la mobilità con tanti le strade vanno a Padova, tanti vanno a curarsi a Padova, intendo dire che a mio avviso i piccoli ospedali che entrano nel sistema di rete non saranno chiusi dalla politica, si chiuderanno da soli o esauriranno o dovranno essere trasformati perché oggi il cittadino ha la necessità di avere la certezza che rivolgendosi ad un centro per bisogni acuti di sanità deve avere lo stesso trattamento.